con Rino Perencin, presidente della Società Ginnastica Conegliano. Qual è la situazione del team sia da un punto di vista tecnico che organizzativo? Purtroppo con il decreto del 25 ottobre abbiamo dovuto lasciare a casa metà delle bambine che avevano ripreso con molta gioia a settembre. Abbiamo riaperto ai primi di settembre del 2020. Il decreto del 25 ottobre ha fatto sì che tutte le bambine non agoniste, e quindi nella ginnastica tutte le bambine sotto gli 8 anni oppure bambine superiori agli 8 anni ma che per loro scelta non hanno scelto la carriera agonistica o abbiano un certificato medico agonistico, sono rimaste a casa, e quindi ci siamo dovuti inventare tante video lezioni, ci siamo dovuti inventare delle schede inviate a casa. Abbiamo fatto anche delle gare online su Facebook, non è la stessa cosa ovviamente, ma questo nell'ottica di avere sempre un contatto con queste bambine, perché crediamo che questi contatti non debbano mai essere interrotti. Abbiamo proseguito gli allenamenti con le agoniste, quelle che vedete alle mie spalle. Da quest'anno stiamo preparandoci anche al campionato Gold allieve per il prossimo anno agonistico. Abbiamo avuto dei buoni risultati nell'agonismo silver della ginnastica, partecipiamo a tutte le varie gare che si stanno susseguendo in questi 2 mesi, marzo e aprile e anche maggio, gare a squadre piuttosto che gare individuale, nell'ottica di arrivare alla prova nazionale di Rimini di fine giugno. E queste che vedete alle mie spalle, queste poco più che una ventina di bambine, sono le nostre alfiere di tutte le altre che sono rimaste a casa. Da febbraio, quando siamo ritornati come zona arancione, poi con l'interruzione di Pasqua, abbiamo ripreso le attività all'aperto per chi ha accettato, diciamo così, di questo tipo di allenamento. Non è la stessa cosa, però per le bambine è stato un bellissimo momento di compagnia, di unione. Allora, sicuramente erano più entusiaste di prima dopo il periodo di stop forzato che hanno avuto, e noi abbiamo continuato a seguirle anche da casa facendo degli allenamenti online e comunque mantenendo dei contatti con le famiglie e anche con le atlete a livello personale. E quindi una volta rientrate in palestra hanno reagito, devo dire, molto bene all'inizio degli allenamenti, e a questo proposito è bene sottolineare come c'è stato possibile ricominciare gli allenamenti grazie al fatto che la nostra società è iscritta alla Federazione Ginnastica d'Italia, che quindi in seguito all'ultimo DPCM ha permesso agli atleti agonisti di rientrare in palestra. Federazione che adesso ci sta permettendo di partecipare alle fasi regionali dei vari campionati a cui siamo iscritti, in preparazione al campionato nazionale che ci aspetta a Rimini a fine giugno.